Oggi mi trovo qui con Diego e con Riccardo, al quale vorrei chiedere qualcosa di particolare che deve essere o non essere fatta durante la semina. Questo non l'ho ancora ben capito e quindi lo chiediamo a loro. Quando si semina un prato, la semente va coperta, non va coperta? Qual è la condizione migliore per il seme? E questo va tenuto conto anche in base alla superficie. Io cercherò di dire quello che so nella mia esperienza e nella mia conoscenza. Allora, purtroppo la parola d'ordine in queste cose è dipende, nel senso che non c'è una strategia unica. Cosa vuol dire per dipende? Dipende dal momento in cui effettuiamo la semina, dipende se è una semina o una trasemina, dipende dal tipo di seme che abbiamo davanti a noi. Quindi purtroppo il bello e il brutto del mio mestiere è che non c'è mai una regola fissa definita. In linea di massima io dico che il seme, come la natura ci insegna, non viene coperto di solito da niente. Il seme cade dall'infiorescenza e tocca il terreno, lì trova le condizioni in linea di massima buone per poter germinare e quindi nasce. Quindi il seme andrebbe, una volta preparato bene il terreno, assestato, sistemato bene in superficie, senza asperità, senza grossi ciotoli, eccetera, eccetera, potrebbe essere tranquillamente seminato, lasciato in superficie e al limite rullato leggermente per farlo aderire al terreno sottostante. È vero altrettanto che se invece facciamo questa operazione verso il caldo o verso il freddo, quindi verso l'inverno o verso l'estate, ci potrebbero essere delle problematiche legate al sole, al caldo, all'asciugamento del terreno, alla difficoltà di varia natura, per cui una leggera copertura, adesso capiremo con cosa, può essere d'aiuto. Okay. Il problema che io dico sempre, e qui scontento tutti i venditori di terricci del mondo, è che i famosi terricci per tappeto erboso in realtà non sono esattamente terricci per tappeto erboso, scusami il gioco di parole, perché hanno tanta torba al loro interno che non è esattamente l'ambiente di vita ideale del prato. Nasce bene il seme, ma poi quelle radichette tenderanno a rimanere in quello straterellino che noi abbiamo messo in superficie, perché è uno straterellino caldo, umido, trattiene l'umidità, per cui non andranno invece a rinforzarsi approfondendosi nel terreno sottostante. Se proprio dobbiamo per 1000 ragioni coprire con un velo di materiale la semente, facciamolo con lo stesso materiale che c'è in giardino, con lo stesso tipo di terra o al più con terriccio sabbioso, non torboso. L'unica cosa, se dobbiamo fare un giardino nuovo, che abbiamo tutto il nostro terreno preparato, fresato, ben sminuzzato, il seme va coperto al massimo 3 volte il suo spessore, quindi qualche millimetro, deve stare là in superficie per una nascita veloce e un insediamento rapido. Che vuol dire, scusami Diego, non è necessariamente che vuol dire che va aggiunto del materiale sopra, basta muoverlo con un rastrellino leggero, con una scopafoglie, no? Facendo un'operazione circolare, si mantiene lì. Prestando attenzione di non interrarlo troppo, il seme deve essere superficiale, mentre se noi facciamo la rieggiatura o la trasemina, come dici tu, l'unica cosa che noi possiamo fare è aumentare la dose, perché non tutto germinerà, non tutto riuscirà ad arrivare al contatto col terreno, ma basta solo sporcarlo col materiale esistente derivante dalla precedente arieggiatura o dal passaggio successivo di un arieggiatore a molle che muova un po' il terreno, che mi sporchi quel seme, e il seme troverà da solo la strada per insediarsi in quel prato. Bene, confermo che i terricci torbosi sono più un problema che la soluzione. Bene, e dopo la benedizione di Diego, a sto punto vi salutiamo, abbiamo capito qualcosa in più. Ciao a tutti e alla prossima.